Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi parliamo di politica, parliamo di questo governo, di questo Conte bis, è un quesito abbastanza provocatorio. Allora, il governo delle poltrone o il governo del fare? Che governo mite sarà? Ce lo chiediamo anche perché ci sono in ballo le nomine dei sottosegretari, speriamo che qualcosa accada anche al Nord-Est, perché abbiamo visto che sono stati un po' come i Tirannosauro Rex, sono stati, ecco, li abbiamo nominati, vediamo cosa è venuto fuori. Allora, vi presento subito i nostri ospiti, abbiamo Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. Buongiorno, buongiorno, grazie mille. E soprattutto ben arrivato perché è la new entry la ringrazio, la ringrazio. Bene, bene, ci fa piacere. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Erico Umberto Pretto, deputato della Lega. Buongiorno a tutti. E stiamo in attesa che arrivi Roberto Caon, deputato di Forza Italia. Allora, un linguaggio mite, Sindaco Gaffeo, un linguaggio mite, un programma abbastanza anche ambizioso se vogliamo, però c'è tutto un problema anche di coperture finanziarie, abbiamo problematiche con le concessioni, in materia di sicurezza non sappiamo poi che cosa accadrà, la questione autonomia, giustizia e CSM, poi li andiamo tutte quante a snocciolare e incombe subito che cosa? Lo stop ovviamente all'aumento dell'IVA, la riduzione del cuneo fiscale, il salario minimo e la lotta all'evasione. Lo hanno detto tutti. Chi siamo noi per essere diversi dagli altri? Cioè, belle parole, dette anche in tono mite se vogliamo, anche con qualche discussione abbiamo vista alla Camera e al Senato non facile, però sono cose che ho già sentito. Sì, questo ovviamente è vero. Devo dire che sulla definizione di ambizioso del programma trovo che sia naturale, dato che comunque un governo che parte deve necessariamente avere come proprio orizzonte quello dell'intera legislatura. Questa è una legislatura che ha ancora una propria vita sufficientemente lunga, quindi è opportuno cominciare a mettere sul tappeto tutta una serie di nodi che devono essere sciolti importanti, quelli che lei citava sono ovviamente fondamentali. Il tema delle coperture è il tema, come sempre. Devo dire che da questo punto di vista già riuscire a eliminare dal tavolo il problema dell'aumento dell'IVA è fondamentale per l'economia italiana, perché significherebbe una mazzata incredibile e quindi determinerebbe sicuramente una nuova entrata in una fase di recessione conclamata. Siamo già sull'orlo di una fase di recessione, dagli ultimi dati Istat poi se rallentano un altro po' la Germania stiamo ancora questo è un problema, anche questo è un problema, anche perché anche da lì abbiamo dei segnali molto importanti, quindi bisognerà lavorare con attenzione per riuscire a capire quali sono le modalità di finanziamento interessante. Devo dire che sarebbero 100 miliardi, Sindaco, dove li prendono 100 miliardi? 100 miliardi. Sicuramente bisognerà lavorare con attenzione sul tema fiscale, quindi credo che sia fondamentale non ritornare sull'idea di una flat tax pensata con aliquote così basse, perché questa cosa non funziona, si è visto anche nei paesi industrializzati che tende a non funzionare. Si parlava di voodoo economics ai tempi di Ronald Reagan. Sarà necessario pensare con attenzione a quanta parte di questo possa essere finanziata con il debito pubblico, tenendo conto che abbiamo un problema enorme da questo punto di vista con un rapporto tra il debito e il PIL il terzo al mondo, e quindi ci vorrà una particolare attenzione da questo punto di vista. Devo dire che i tassi molto bassi ovviamente aiutano. Il bazooka bis sta per entrare in funzione, anche se stiamo parlando di un piccolo bazooka rispetto a quello che era stato messo in campo, però è un segnale, mi verrebbe da dire politico. Di Draghi prima che se ne vada. Draghi ha un margine di autonomia importante, però vuol dire che questa cosa è stata condivisa anche dagli altri membri del direttorio della Banca Centrale Europea. Insomma, ci sono tante questioni in ballo, il problema sono sempre le coperture finanziarie e poi davvero in questo governo che si propone assieme al governo del fare, perché io vedo, insomma, il Premier è sempre quello, si parla di fare, e voi siete adesso all'opposizione.
Salvini al Senato ci è andato giù pesante, c'è stata una querela non indifferente tra Conte e Salvini, che non l'ho visto così mite poi tutto sommato su Conte quando andava a replicare, e le preoccupazioni, come ha detto Salvini, non sono state poi quelle di occuparsi subito delle tematiche fondamentali, ma di riunirsi subito sulla questione della legge elettorale, perché il buon Mario Draghi si libera, nel 2022 abbiamo l'elezione del Presidente della Repubblica, e quindi qual è l'ansia secondo lei in questo momento? Ma io credo che l'ansia, detto fra noi, sia quella di rimanere assolutamente all'interno del Parlamento. Sappiamo che questa è stata la spinta umana ed emotiva che molti dei parlamentari hanno avuto nel momento in cui si sono trovati davanti a una scelta, quella di dare giustamente dal nostro punto di vista spazio agli elettori, oppure quella di autoconservare se stessi nella speranza di rimanere quanto più tempo possibile all'interno delle aule parlamentari, perché evidentemente sapevano che molti di loro avrebbero fatto fatica a rientrare in quelle stanze. Lo diciamo in modo particolare rivolti agli amici del Movimento 5 Stelle e anche a quelli del PD, che oggettivamente avevano un'ansia non da poco, cioè quella di non poter ritornare all'interno di quei palazzi. Lo sappiamo perché il Movimento 5 Stelle ha perso notevolmente consenso, lo vediamo dai sondaggi, e sarebbe accaduto anche all'interno del PD, in quanto sappiamo bene che una grossa fetta della componente parlamentare PD in questo momento risponde a Matteo Renzi, che ha potuto gestire le liste in occasione voglio dire, i capigruppo al Senato e alla Camera hanno inciso davvero molto, no, sulla questione di fare questo governo, perché tutto sommato Zingaretti non sembrava proprio così convinto. Diciamo che Zingaretti in questo momento si trova ad essere segretario di un partito, laddove però la componente parlamentare risponde a delle dinamiche diverse, per cui questo è sicuramente una componente di cui tenere considerazione. Sappiamo che Matteo Renzi vuole realizzare un suo partito personale, perché questo è quello che si sente, e avrà bisogno di tempo per sostanzialmente riorganizzarsi, e credo che queste due spinte siano state fondamentali nel momento in cui si è deciso, o meglio hanno deciso, di portare avanti questa legislatura, che dal nostro punto di vista era arrivata a esprimere delle condizioni di governo assolutamente difficili, che non potevano più dare risposte alle esigenze del Paese. Questo è un Paese che ha delle difficoltà oggettive, che ha bisogno di un governo forte e coerente per dare risposte ai cittadini. Se questo non c'è, dal nostro punto di vista la parola va data agli elettori. Quindi voi eravate pronti a scollarvi dalla sedia? Assolutamente sì, noi abbiamo sempre fatto della coerenza un nostro punto di forza fondamentale. Siamo sicuri che in quest'anno di governo siamo riusciti a portare a casa delle risposte importanti per i cittadini. Ricordo quota 100, ricordo i decreti sicurezza che hanno dato delle risposte. Oggettivamente era diventato difficile governare, per cui io credo che in quanto rappresentanti del popolo dobbiamo prendere atto del fatto che in determinate condizioni non riusciamo più a dare risposte, per cui dal nostro punto di vista era meglio andare tornare alle elezioni. Allora, 049 49 06 054, cosa pensate voi che siete a casa? Questo Conte bis viene tanto criticato perché da quello che si sente, il sentire della gente comune, cioè mi sembra più il governo delle poltrone, oppure sarà un governo che tiene botta perché si troverà davanti poi a un poche difficoltà. Senta Sindaco, Emma Bonino ha detto che il programma di Conte è il libro dei sogni. E si è interrogata sulla questione dei giovani, della scuola, dove sono queste risorse, ci è andata giù pesante, il libro dei sogni. Beh, l'hanno detto anche del programma che avevo presentato alle elezioni amministrative, devo dire che insomma, poi alla fine io sono convinto che è giusto porsi degli obiettivi ambiziosi, perché stiamo parlando comunque di un paese che merita questo. È chiaro che occorre darsi delle priorità, e avere delle priorità significa sapere che non tutto può essere fatto nello stesso momento. Però senta, la prima riunione sulla questione della legge elettorale, io mi sarei fatta una riunione, non so, sul problema della denatalità del nostro paese, sul problema del sostegno davvero delle famiglie, sulle cose che contano. Beh, la legge elettorale è un aspetto tecnico, ma è un aspetto fondamentale per la vita di una democrazia, quindi da questo punto di vista la cosa non mi stupisce particolarmente. Concordo sul fatto che i temi che lei citava sono assolutamente fondamentali, quindi io mi auguro, da cittadino in questo caso, che arrivino quanto prima delle decisioni a riguardo.
Quindi su questo lei sta puntando. Sì. Senta, le chiedo una cosa, hanno messo tante, sul tavolo lì ci sono tante questioni, una molto importante è anche quella dell'assunzione di 45.000 medici, 53.000 infermieri, lo abbiamo sentito tutti quanti, c'è proprio questa problematica. Allora lei, io prima ho telefonato a lei che comunque da docente universitario tiene anche sotto mano, no, la questione degli italiani, siamo veramente messi malissimo anche con i laureati, perché noi pensiamo che tante persone si laureino, invece c'è tantissima, cioè la mortalità della matricola il primo anno è molto molto importante e c'è tutto il problema anche della riforma di queste lauree brevi che vanno cancellate, le abbiamo introdotte noi e in Gran Bretagna lo stesso anno le hanno eliminate. E allora me lo dice dopo la telefonata, perché la cultura, la scuola, tutti si riempiono la bocca, poi abbiamo la dispersione scolastica molto elevata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Lei e i suoi ospiti. Prego. Allora, io sono un operaio in procinto di andare in pensione, tra qualche mese vado. Ma va in pensione con la quota 100 oppure no, per vado merito? in pensione con 42 anni e 10 mesi di lavoro di verniciatura. E ringrazio il governo il governo antecedente a questo, non legittimato dagli italiani, questo governo, che hanno come si dice, portato avanti 42-10. Sono andato con le leggi a Fornero e le dico una cosa, signora, guardi, il mio lavoro in busta paga è retribuito come lavoro nocivo, però a fini pensionistici non è riconosciuto usurante, vuol dire che io le vernici e tutti i solventi che uso li posso bere secondo le leggi a Fornero. Comunque ritorniamo a noi. Io sono del parere che questo governo, Conte bis, non è un governo legittimato dagli italiani, prima cosa. Seconda cosa, il Movimento 5 Stelle doveva tagliare di là, mi sembrano, non so quanti sottosegretari hanno, viceministri, ministri, ma questi li paghiamo noi ora della fine. Guardate che un'azienda che va bene, quando c'è a capo una persona e un amministratore delegato, bastano. In Italia non servono 50 ministri e 70 sottosegretari, servono 4-5 persone coerenti con il popolo italiano, che il popolo italiano è un popolo che merita una politica meglio di quella che c'è attualmente. Io dico solo, sono stato all'estero 15 giorni fa, un viaggio di piacere con la mia signora, ho trovato tanti italiani giovani che si sono spostati all'estero. Sa qual è stata la prima risposta alla mia domanda, come mai via dall'Italia? Mi hanno risposto il 60% dei ragazzi che io ho trovato, perché su 10 ne ho domandati a 10 cosa mi hanno risposto. Cosa facciamo in Italia con le promesse che ci fa la politica, che fa le promesse e non le mantiene? E noi giovani siamo costretti ad andare via, stiamo perdendo l'eccellenza. L'eccellenza. Intanto la ringrazio. Di questa politica marcia, di questi burocrati che ci troviamo da anni e anni nei vecchi palazzi di Roma, io dico che non meritiamo questa politica. Allora, senta, io la ringrazio intanto perché ci ha messo sul piatto 3 domande, 3 quesiti importanti. E poi le auguro intanto di andare in pensione con serenità, visto che comunque ha fatto un lavoro davvero problematico, perché comunque il verniciatore è un lavoro, mi sembra perfino strano che non sia inserito come lavoro usurante, perché se vai a leggerti il nuovo manuale del REACH che è stato introdotto in Europa sulle sostanze chimiche, mi sembra che... Allora, grazie. Mi riallaccio dall'ultima questione. Il signore ha fatto un viaggio di piacere e ha trovato tutti questi giovani che hanno detto ce ne andiamo perché la politica non ci garantisce. Però questi erano già all'estero prima della crisi, quindi qualunque governo a questo punto, perché non possiamo mettere il dito a questo perché è appena arrivato. Sì, noi scontiamo una fuga che non è solamente una fuga dei cervelli, è una fuga delle generazioni giovani. Questa cosa ormai sta andando avanti da un po' troppo tempo, da molti anni. Ed è legata sicuramente a come la politica ha gestito il sistema nazionale, il sistema non tanto della formazione quanto di ciò che avviene dopo la formazione, i meccanismi di entrata all'interno del mercato del lavoro. Questo non è un paese per giovani, è inutile che ce lo nascondiamo, e riguarda non solo la politica ma riguarda anche il mondo produttivo. Non è un paese per giovani perché è difficile riuscire ad avere un posto di lavoro dignitoso, con delle tutele dignitose quando si è al di sotto di una certa età. Questo significa che per una persona che ha la possibilità di fare una scelta, guardare verso l'estero è una cosa che comincia a diventare attraente.
Dobbiamo assolutamente provare ad invertire una situazione di questo genere, ne va del futuro del nostro Paese, non solo dei nostri giovani, ma del nostro Paese in assoluto. Io credo che tra le priorità di questo governo, ma mi verrebbe da dire tra le priorità di qualsiasi governo, dovrebbero esserci delle decisioni per cercare di risolvere, di sbloccare una situazione come questa. Abbiamo bisogno di dare fiducia alle persone giovani, come succede in molte altre parti del mondo. Le cose che venivano raccontate dal signore che ha parlato sono cose che conosco molto bene. Anch'io ho avuto molti miei studenti che hanno scelto di proseguire la propria attività all'estero, perché è molto più semplice ricevere fiducia, è molto più semplice cominciare a gestire importanti budget di fondi di ricerca. Un ricercatore all'estero prende 3-4 mila euro al mese, in Italia non lo sì, c'è un tema di stipendi, c'è un tema di velocità di progressione di carriera. Un giovane ricercatore, se è in grado di dimostrare delle capacità, gli viene assegnato un budget importante per la gestione del progetto. Questa cosa riguarda il mondo della ricerca, ma riguarda anche il mondo dell'industria. Conosco molte persone che per esempio hanno scelto di andare a visto che questo governo è un governo mite, è un governo che si impegna, però mette in agenda anche la questione giovani, visto che per la ricerca destiniamo, mi sembra, meno dello 0,6% del PIL, che detta così magari sembrano noccioline, però sono numeri comunque importanti, perché il PIL è una cosa grande, però ripartire dalle famiglie, ripartire dai giovani, ripartire da, come ha detto il signore, da un governo che non è legittimato. Mi risponde il deputato della Lega Eric Umberto Pretto dopo la pubblicità. 049 4906 054, siamo a disposizione. A dopo. Lo so. Eccoci, qui siamo in diretta. Cosa succede durante la pausa? Il foglietto con la velina che mi hanno portato dalla redazione, i sottosegretari per il Veneto, Andrea Martella, sottosegretario che ottiene la delega all'editoria, Achille Variati, lo avevamo detto in trasmissione l'altro giorno quando c'era Bisatto, all'interno Achille Variati del PD, e poi Baretta per l'economia, vabbè, molti noti. Insomma, più o meno. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Allora, il Conte bis, se avrebbe voluto fare qualcosa, l'avrebbe fatto col primo. Adesso col Conte bis saremo alle stesse calenghe greche, perché non si può. Perché non lo ha fatto nei 14 mesi che è rimasto? Chiediamo. No, era lui, tutto da lui dipendeva se voleva fare o no. Dopo volevo chiedere, non hanno voluto andare alle votazioni perché le avrebbero perse il PD e anche il 5 Stelle. Grazie, arrivederci. Grazie signora Nadia, grazie. Allora, 049 4906 054, stavo facendo una riflessione, intanto Roberto Caon c'è, è arrivato, vero? Buongiorno a tutti. Buongiorno, il nostro deputato di Forza Italia. Senta, Pretto, il telespettatore di prima ha detto non è un governo legittimato, e la signora Nadia di Treviso vi rimprovera il fatto che, tutto sommato, che senso ha un Conte bis, potevate farlo prima, cioè quindi non avete fatto niente finora. Beh no, in realtà è stato un governo che è durato 14 mesi in cui i primi tempi sono serviti a conoscerci reciprocamente, in quanto ricordiamo che proveniamo da un governo... Avete avuto 3 mesi per conoscervi prima di giugno? Ma guardi, noi abbiamo avuto un'esperienza di governo, perché poi per legiferare, per governare ci vuole anche un po' di conoscenza reciproca. E, un governo che in 14 mesi ha fatto, secondo me, un buon lavoro nei primi 10-12 mesi, in cui si è riusciti a dare delle risposte concrete. Poi è iniziata una sorta, dal mio punto di vista, di invidia nei confronti dei risultati territoriali che la Lega stava acquisendo, e lì si è acuita una sorta di bellicosità che alcuni deputati e senatori del Movimento 5 Stelle nutrivano nei nostri confronti. L'attività di governo si è paralizzata perché non siamo più riusciti
riusciti a dare concrete risposte su tematiche importanti. Ricordo ad esempio la tematica che ha veramente sfiduciato Conte, cioè la mozione sulla TAV in cui il governo si è spaccato, e che dal nostro punto di vista richiedevano un nuovo consenso elettorale da chiedere agli elettori. Con l'elezione in Europa, ci sono state molte motivazioni che hanno portato a questo. Certamente ricordiamo che se c'era una cosa che accomunava la Lega e il Movimento 5 Stelle era questa fondamentale voglia e desiderio di cercare di riformare concretamente questo Paese e l'Europa. Ricordiamo che questi due partiti erano, almeno fino ad oggi, a qualche giorno fa, gli unici partiti che non si erano resi disponibili ad appoggiare governi tecnici precedenti. A un certo punto però il Movimento 5 Stelle ha deciso di cambiare bandiera, ha voluto sostenere la Presidente della Commissione europea indicata dalla Germania e dalla Francia, per cui crediamo che questo sia stato un punto di non ritorno decisamente importante, perché non possiamo certamente pensare di modificare questa Italia e questa Europa se poi ai livelli massimi andiamo a riproporre le stesse gerarchie. Insomma, quindi anche lei dice che questo non è un governo legittimo, anche se però la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica faccia tutto ciò che è necessario fare per vedere se c'è una maggioranza reale e possibile, perché questo poi dobbiamo spiegarlo anche alla gente che è a casa che dice ma non è possibile, questo lo prevede la nostra Carta Costituzionale. Ho una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottoressa, sono Nadia e parlo da Padova. Signora Nadia, deve abbassare il suo televisore perché sentiamo il ritorno. Già fatto. Brava, ottimo. Allora, gentilmente signora, mi lascia per piacere parlare, se no chiudo subito e non disturbo. Già fatto. Allora, io dico, come cittadina italiana, amo le regole e l'ordine. E credo che anche questa gente che arriva da lontano senza documenti, per noi che dobbiamo uscire con la carta d'identità, con la patente, con questo e con quello, a me non sta bene. Non mi appartiene questo tipo di legislatura diversa da quello che sono le regole come viviamo noi in Italia. E volevo dire questo, se lei mi lascia gentilmente. Il senatore Tosato della Lega, il 5 novembre del 2018, nella seduta numero 53, ai ministri della Salute e della Difesa, ha fatto un'interrogazione. Io sono una vedova e i miei figli sono senza papà. Mio marito è morto con radon del Montevenda perché ha fatto servizio per tanti anni, quando nel ventre del Montevenda c'erano queste radiazioni che facevano morire le persone, difatti sono quasi tutte morte. I nostri militari hanno difeso l'Italia quando in Jugoslavia c'era il comunismo e c'erano i missili sottoterra, dove i nostri uomini hanno lavorato senza schermatura. Allora mi chiedo, il senatore Tosato gentilmente ha fatto un'interrogazione a cui non ha avuto risposta. Il ministro della Sanità era la signora delle 5 Stelle. Io non sto guardando destra o sinistra. Se fossero i vostri genitori che fossero morti per difendere la patria, non c'è destra e sinistra, c'è l'onore della persona e quello che ha sacrificato e la famiglia che gli è stata vicino col dolore, con la preoccupazione. Signora Nadia, senta, lei quindi adesso si aspetta una risposta da questo governo? Signora, vorrei una risposta, siccome mi sembra che un signore sia di sinistra e dei signori della destra, io non sto guardando Vuole una risposta? Allora signora Nadia, porti pazienza, io le cercherò di dare una risposta, anche perché oggi abbiamo un pezzetto della Camera
o no? Perché abbiamo di deputati e ci risponderanno. Intanto Roberto Caon ha sentito anche questa signora, ci ha raccontato un episodio, lei dice del senatore Tosato della Lega ha fatto anche una interrogazione, non ho ricevuto risposta e c'era che all'epoca il ministro Grillo. Voi potete anche farvi portavoce di queste situazioni, perché comunque è vero, lei dice per me era mio marito, forse per voi non è nulla, ma sono i miei affetti. Si può fare un'altra interrogazione, però signora, se il ministro della Salute a quel tempo dello stesso governo del senatore Tosato non ha reputato rispondere, penso che all'opposizione, che siamo noi in questo momento, faccia ancora più fatica a rispondere. Però voglio dire, ma sì, ma si può fare, si può rifare, anzi mi prendo l'impegno di rifare, ma le dico signora, di queste cose ne succedono tutti i giorni. Io ho presentato una interrogazione allo governo, naturalmente quello giallo-rosso, giallo-verde. Giallo-verde, avete in confusione Caon. Sì, perché ormai non si capisce più. Avete un po' in difficoltà. Allora, chiamiamo così, Lega 5 Stelle, forse vado Bisogna che vestiate delle casacche colorate ormai al Senato e alla Camera. Poi le racconto un fatto sul discorso delle casacche che mi è successo una volta. E cosa succede? Che io ho fatto un'interrogazione perché la legge sulla finanziaria ha previsto un introito da una tassa sul mondo del web, no? E perciò tutte queste grandi multinazionali dovevano pagare delle tasse. Però eravamo arrivati a maggio-giugno e i decreti attuativi non erano ancora stati attuati. Ho fatto la richiesta per chiedere perché non ci sia ancora il decreto attuativo di una legge finanziaria dove l'introito era anche un bel introito per le casse dello Stato e non c'è stata mai nessuna risposta. Se una risposta a lei dice che ha fatto interrogazione. No, ma faccio per dire. Senta, io le ho appena telefonato, poi le chiedo, le faccio una. Lei mediti su questa domanda. Cosa le ha fatto Salvini? Perché io l'ho vista piuttosto agitato anche nei confronti di Salvini qualche volta, ha usato dei toni un po' importanti. Allora, io ho provato a telefonare, poi lei mi risponde, ci mediti, perché... No, guardi, zero problemi. Pronto, buongiorno. Non ho avuto fino adesso. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno, signor Franco da Udine. Allora, signori, io vedo sempre Salvini che praticamente brontola contro questo, contro l'altro, ma quando è che passa alle azioni? Perché non denuncia il Conte che prima non ha fatto niente e noi lo paghiamo? Bene le signore che hanno detto prima, bene, ma Salvini potrebbe denunciarlo perché ha tradito tutti gli italiani e ha messo il bastone fra le ruote. E questo a me, che lui venga in televisione a dire questo e quell'altro e non passa all'azione, a me scappano le madonne. Cosa sono queste madonne, signor Franco? Perché poverette, sono pensieri. Vabbè, allora, il signor Franco da Udine ha detto le sue. Al signor Franco sono scappate le madonne, a lei qualche volta è scappata qualche madonna su Salvini, perché insomma è stato un po'... era un po' arrabbiato? No, io non è che sia arrabbiato con Salvini, io sto guardando la realtà da anni, io Salvini lo conosco molto bene, abbastanza bene, ho militato in Lega per 25 anni, 20 anni, insomma, penso di averlo conosciuto e nel momento che si va a... innanzitutto cambia opinione, nei patti non c'è mai stato, almeno nei miei confronti e di altre persone che io conosco. E questa è la verità dei fatti, della storia. Eravamo tutti italioni quando volevamo allargare la Lega, quando io ero in Lega, adesso che ha allargato la Lega, italiani chi sono? Sono quelli che sono con lui, allora, lui crea dei mostri per cercare di combatterli, per buttarti fuori. Lo ha fatto con Maroni, lo ha fatto con Tosi, ci è riuscito. La stessa cosa ha tentato di farla anche con questo governo, ma lui è scappato per non fare la finanziaria, questa è la verità. Allora dice Franco da Udine, Salvini va in televisione brontola, ma quando è che fa? Lui ha promesso troppo e si è visto che doveva fare una finanziaria in controtendenza. Ha preso paura perché ha capito che non poteva, ma con questo non è che io... Quindi non c'entrano i poteri forti dell'Europa, tutta la dietrologia che hanno fatto i giornalisti contro ma ci sono sempre stati i poteri forti, cioè queste cose qua ci sono sempre state. Io dico che lui aveva in mano
poteva tenere per il collo questo governo per altri tot anni, ma in ogni caso ha sbagliato i tempi, perché io non lascerei mai eleggere al PD un commissario in Europa. È uno sbaglio enorme. Allora, e tutte le nomine che ci vanno dietro. Io avrei fatto la finanziaria, magari anche in controtendenza, dando la colpa ai 5 Stelle che non era espansiva, e poi una volta messi i conti, cioè tra virgolette fatta la finanziaria, avrei pensato Conti ne aveva già tanti, Conti, no. No, ma cioè, a scappare così all'otto di... Lei è scappato? Certo che è scappato, era più grande di lui la cosa che stava arrivando. Io devo andare in pubblicità. 049 49 06054, sempre caro, mi fu il dipinto di Fusli quando racconta che il sonno della ragione genera mostri. Noi torniamo dopo la pubblicità. Sempre. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta. Sono scappata un po' di Madonna Roberto Caon durante la pubblicità. Prendo la telefonata a casa e poi faccio rispondere al nostro giovane Eric Umberto Pretto, che lui ha raccontato una storia perché dice non era ancora nato, però io dice questo è quello che io so. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, la voce ma prima? Dica. Perché mi sono la signora da Castelfranco Veneto. Bene. E sento che parla del governo, di tutto. Senta, mi posso fare 2 parole? Sì. Pronto? Sì, signora, vada. Mi dispiace di Salvini, sa, che non li sia più. Perché mi speravo che con lui, mi sono da Castelfranco Veneto, mi tenevo a Lega. Perché pensavo che mi avesse aumentato la pensione, capisci? Perché mi sono solo così 117 euro di pensione. E faccio fare andare avanti, insomma, ecco, tutto qua. Allora signora, lei dice ci tenevo, è delusa? Sì, sono delusa perché mi tenevo a quel signore là, perché deve essere mica presenza, magari sono un bravissimo signore, insomma, ecco, che tenevo tanto. Perché mi sono qua da Castelfranco Veneto e la televisione la guardo sempre e cosa devo fare? No, vabbè. Allora signora, intanto grazie per averci chiamato e speriamo tutti che comunque aumentino le pensioni. Allora Caon, porti pazienza, sì. Perché c'è Pretto ha sentito Caon che ha detto che si rivolgeva agli Italiotti. Non so se era Vitagliotti, no, ma non era. No. E ha sentito anche questa signora, dice sono un po' delusa. C'è un po' di delusione tra quello che ha detto il signor Franco di Udine, ha detto Salvini brontola, ma quando decide di fare un'azione, e questa signora che dice a me piace, mi ha promesso che mi aumentava la pensione e... Prego. Beh, una cosa va detta, quando si è al governo si riesce a fare le riforme se c'è la possibilità di governare concretamente, di avere la possibilità appunto di fare delle cose sicure in tempi certi. Questo secondo noi, pur con 1000 difficoltà, l'abbiamo fatto nei primi 10-12 mesi di governo. Abbiamo preso per le mani dei problemi effettivi, abbiamo cercato di discuterli con i colleghi dei 5 Stelle che erano parte del nostro governo e con qualche difficoltà certamente anche di comunicazione all'interno del governo siamo riusciti a trovare delle mediazioni che hanno dato delle risposte. Poi questo dal nostro punto di vista non è stato più possibile e quindi coerentemente crediamo che se un governo non riesce a dare risposte a un paese che ha bisogno di risposte, questo governo debba andare a casa e si debba cercare una soluzione diversa. Vista la composizione dell'attuale legislatura di Camera e Senato, dal nostro punto di vista era più corretto chiedere ai cittadini di appunto esprimersi anche in seguito a questi 14 mesi di governo che si erano appunto svolti. Non è stato possibile, tecnicamente appunto il Presidente della Repubblica ha voluto generare questo nuovo tipo di esperienza politica che adesso ha dato origine al governo giallorosso. E noi crediamo che questa esperienza non sarà positiva per il nostro Paese perché riteniamo che sia troppo legata a un'Europa che
finora ci ha sempre condannato, che adesso sembra essere molto lieve con questo governo, perché evidentemente in ambiente europeo c'è la speranza che questo tipo di governo possa frenare l'avanzata dei movimenti come la Lega, che guardano più che altro al sovranismo e alla possibilità dei popoli di esprimersi liberamente, e quindi staremo a vedere. Ovviamente ci sono molte tematiche calde sul piatto, ci sono degli argomenti... Ma secondo lei è vero, come ha detto Caon, che Salvini è scappato? Cioè che Ma assolutamente no, lui anzi secondo me ha fatto una scelta di dignità, ha capito che con questo governo non era possibile dare risposte ai cittadini, per cui ne ha preso atto semplicemente, e credo che questo dovrebbe essere il comportamento principe di ogni politico, perché se non si riesce a rispettare le promesse che abbiamo fatto ai cittadini, appunto perché il governo è bloccato a causa dal nostro punto di vista del partner di governo, crediamo che sia opportuno porre fine a questa esperienza. Però e così è stato fino fatto. all'inizio che sulla questione del TAV, ve lo ricordo che è il maschile, il TAV sarebbe, lo sapevate fino all'inizio, no? Su tante cose. Diciamo però... che all'interno del contratto di governo si era scritto che c'era la volontà di ipotizzare e di analizzare delle variazioni. A un certo punto però il Movimento 5 Stelle si è arroccato su se stesso e ha deciso che l'opera non andava fatta. Ricordo che il Presidente del Consiglio si è espresso contrariamente, certo, nel senso che ha voluto procedere con quest'opera. Adesso sarà interessante capire quale sarà la posizione di questo governo, in cui c'è un Movimento 5 Stelle che continua ad avere degli elementi fortemente contrari a quest'opera e il PD che si è sempre detto a favore. Vedremo cosa succederà. Vedremo, anche perché i voti al Senato sono un po' risicati, vabbè, alla Camera tira un po' di più un sospiro di sollievo. Prendo la telefonata e poi chiedo una... Gaffeo è tranquillo, perché lui vede questi due... è caduta l'elezione, voi due siete alla Camera, lui è tranquillo perché lui è amministratore di una città e faccio un altro mestiere. Fa un altro mestiere, però li osserva, no? È interessante. E la telefonata la prendiamo dopo, è caduta, 049 4906 054. Senta, un problema molto importante che riguarda da vicino tutti noi è il problema del dissesto idrogeologico, glielo ricordo perché comunque la nostra regione poi ha un problema molto importante come la Liguria. Allora, negli ultimi 2 anni il fabbisogno è stato pari a 31 miliardi di euro, ne sono stati stanziati 11 grazie al piano Proteggi Italia, ma il decreto del 27 febbraio del 2019 ad esempio ne ha sbloccati solamente 3,6 per i prossimi 3 anni. E allora cosa volete voi sindaci? Allora noi come sindaci vogliamo che al centro dell'azione di questo governo venga finalmente portata l'idea di un'agenda urbana. E le cose che lei ricordava sono verissime, abbiamo bisogno di rimettere in sesto il territorio sia dal punto di vista idrogeologico, ma dobbiamo anche ripensare le periferie della città. Ora io amministro una città che è abbastanza piccola, quindi non possiamo dire di avere delle situazioni in termini di periferie totalmente disagiate, però anche noi nel nostro piccolo abbiamo delle situazioni che vanno gestite, che vanno migliorate, e io mi auguro che sia finalmente possibile sbloccare ad esempio il piano periferie che era stato ideato dal governo Gentiloni, che poi era stato in qualche maniera sterilizzato durante il governo Conte 1, perché questo è un punto veramente molto importante. Noi abbiamo bisogno per esempio nel nostro piccolo di avere la possibilità di riuscire a completare una serie di progettualità. Ci sono 96 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale che ancora attendono di poter spendere i soldi che sono stati destinati dall'amministrazione centrale, e quindi la riqualificazione delle periferie, la riqualificazione delle città, i piani urbanistici, la modifica di tutto l'assetto idrogeologico è una delle cose che i sindaci con forza chiedono al governo. Perché costerebbe meno poi a fronte delle emergenze che... Costerebbe meno e costerebbe sempre meno, perché uno degli altri grossi temi, se ho ancora un minuto, è quello di cominciare a ragionare quando si fanno interventi sul territorio rendendosi conto che le strategie di adattamento ai mutamenti climatici devono essere al centro della progettazione fin dall'inizio. Quello che noi vediamo durante gli inverni o durante le estati, a seconda del tipo di evento estremo che si crea, è che noi poi andiamo a raccogliere i cocci. Se noi invece avessimo un approccio un pochino più lungimirante, fossimo in grado di cominciare a pensare l'infrastrutturazione
l'utilizzo del territorio, avendo bene in mente che nei prossimi anni le condizioni climatiche saranno diverse e molto più variabili rispetto a quelle che siamo abituati a conoscere, saremo in grado di risparmiare molti soldi e molto dolore anche. Abbiamo visto l'anno scorso, no? In autunno sulle nostre Alpi cosa è capitato, sì. sulle nostre ma montagne. nel nostro piccolo anche in altri certo, territori. Anche da voi, chiaro, perché poi anche voi avete una condizione di fragilità non indifferente. Assolutamente sì. Comunque banalmente noi non sappiamo se saranno 50 o 100 centimetri l'innalzamento entro il 2050 dei livelli del mare. E questo non la fa arrabbiare, visto che il Mose non sarà in grado di fare nulla? Allora io prendo la telefonata, perché poi dopo ci sono anche queste opere che mutano per sempre il nostro mare, e sono opere che ci troveremo sul coppone per sempre e che non serviranno a nulla. Questo ce lo spiegano proprio anche, ce lo dimostra già in questo momento, poi i cassoni che sono già sfondati, e lì è una storia infinita, non vogliamo più opere neanche come queste. Assolutamente. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Signora, è già caduta la linea una volta, non vorrei che cadesse una seconda volta. Vada, pronto? Allora, governo delle poltrone o del fare, governo dei trombati. Achille Variati 2 mesi fa si è candidato, il popolo lo ha rifiutato, toc, miracolo. I trombati gli hanno offerto una poltrona al governo italiano. È proprio il caso di dire, per ora è il governo dei trombati, che Dio ce la mandi buona, grazie. Grazie signora, ci dà questo ottimismo, questo signore. Beh, io devo dire la verità, ho sempre pensato un po' come la signora quando c'erano le vecchie elezioni europee, chi si manda in Europa? Una volta era un po' così, no? Le persone le allontanavano dal partito, quelle che poi avevano fallito. Vabbè. È un errore allora, cosa si aspetta quindi dal governo? Che non ci siano errori, indipendentemente che funzioni o no? Che funzioni? Poi vado in è ovvio che mi aspetto che funzioni, poi non errare non è umano, quindi voglio dire qualche errore bisognerà comunque metterlo in conto e non è una cosa evitabile. Io mi aspetto che ci siano meno errori possibili. Certo, e chi non fa non falla. Allora andiamo in pubblicità, 049 49 06 054, vabbè, 3 sottosegretari li abbiamo portati a casa, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta, stiamo facendo della dietrologia politica durante la pubblicità che ve la racconteremo. Telefonate da casa, me lo dicono i miei colleghi, prego, pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Signora? Signore, non ho capito. Sì, mi dica, sono in collegamento con Antena 3. Sì, è in diretta, ci dica tutto quello che vuole dire su questo governo. No, che è una schifezza proprio, e di solito quando uno vince è lui che vince, invece i perdenti hanno gli stessi diritti degli altri e noi che lavoriamo, paghiamo, siamo niente. Io anche in questioni di pensione ho 16 anni di lavoro perché mio marito prende 900 euro, non ho neanche la sociale e ho 75 anni. Non so se sono cose giuste. Mi scuso e la ringrazio. Ma no, grazie a lei invece, non si deve scusare, perché è sempre giusto raccontare, manifestare, richiedere i propri diritti, non c'è nulla da scusarsi quando uno ha lavorato con onestà e dignità e pone dei quesiti in modo anche garbato, questo mai. Senta Caon, ha sentito quindi la signora di prima ha detto il governo dei trombati, questa ha detto a me sembra una schifezza perché comunque diciamo devono guardare un po' di più i nostri interessi. Perché dice, il problema sono le poltrone o il problema sono i problemi degli italiani? Poi rispondo, le poltrone ci sono sempre state, sono quelle e poi uno se le prende come può, però a prescindere da questo discorso che anche prima l'altro governo c'erano le poltrone e nessuno aveva detto niente, cioè neanche prima i sottosegretari non c'erano, però non è questo il mio motivo di discussione. Partiamo dal presupposto, pensioni. Io, come Cao Roberto, ho depositato una legge dove riesco a tirar fuori 20.000 posti di lavoro, dove riesco a
portare nelle casse dello Stato 5 miliardi, 6 miliardi da destinare all'aumento delle pensioni. Se questo governo avrà la voglia, la volontà di prendere questo mio testo di legge che ho depositato, può fare questo, visto che io non sono di maggioranza. Ma dove l'ha depositato? Beh, alla Camera dei Deputati. È sicuro che l'abbiano letto, che l'abbiano visto? Io sto facendo pubblicità, sto cercando, adesso c'è stata tutta questa confusione, di dargli questa possibilità, tolgo anche il mio nome, pur che venga fatta. Non mi interessa la paternità, l'importante è che la prendano e ne facciano diciamo, utilizzo per il bene comune del nostro Paese. Perciò ci sono tante proposte che possono dare una mano. Ma se non mi hanno risposto quella volta che mi ha detto prima, non mi hanno risposto come la signora ha detto? No, questo è un discorso, perché li mettevo in difficoltà, adesso ti do qualcosa di buono, se sei intelligente puoi prenderlo e fartelo tuo. Ecco, veniamo io penso, se c'è un po' di intelligenza potrebbero prendere l'occasione. 5 miliardi, 6 miliardi, 20.000 posti di lavoro, così, 15.000, c'è da lavorare, c'è da fare, basta solo normare al sistema europeo quello che noi non abbiamo ancora normato. E mi fermo qua. Vabbè, ci vuole un po' di lungimiranza alla Tesla, ho capito. Lei vorrebbe, come te, Nikola Tesla, dato l'energia elettrica che conosciamo oggi. E esiste già tutto un lavoro sommerso in Italia, ok? Anche di cattivo gusto, che basta solo avere il coraggio di normarlo come in tutta l'Europa. Bene, allora io prendo la telefonata e poi dopo continuiamo il nostro dibattito. Ci vuole un coraggio a Nikola Tesla, perché è un genio che ci ha regalato la corrente come la conosciamo adesso, oggi, insomma è già stato un regalo per l'umanità, tra virgolette, mica tanto, poi è un po' trombato anche lui. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo spendere anch'io 2 parole da buon cittadino per questo governo, diciamo, per la crisi che c'è nel nostro paese. Diciamo che il nostro paese va male perché purtroppo abbiamo l'abitudine di seguire le grandi potenze tipo America, Francia. Dobbiamo imparare. Penso che negli altri paesi la crisi l'abbiamo passata anche noi, abbiamo passato la guerra, abbiamo passato tutto, però non dobbiamo creare, perché noi stiamo creando più danni di quello che hanno, perché per conto mio le guerre sono state dappertutto e sono state un bilancio della natura, ci sono buoni e cattivi. Per quanto riguarda il governo, che vada su destra, che vada su sinistra, in questo momento come siamo messi è una cosa tragica, perché il debito con l'Europa è una cosa stratosferica. Forse le sinistre pensano che di risanare il debito con i soldi che ci dà l'Europa per ricevere tutti quanti gli immigrati, invece non è nient'altro che un giro di denaro sporco. Bisogna mettersi in testa che bisogna lavorare con i nostri prodotti, farsi valere di più, non andiamo al supermercato, compriamo dei meloni, della frutta e verdura di ditte che hanno un nome e dopo si mangiano i meloni, si sente cosa c'è dentro. Insomma, signore, quindi lei vorrebbe un sistema autartico, cioè un sistema in cui si produce ciò che è italiano, si mangia la stagionalità, e che va bene perché così risparmiamo quel CO2 e non andiamo a impoverire quei paesi che non hanno niente, che magari mandano a noi. Io la ringrazio davvero molto, situazione tragica, glielo dico Eric, l'ha detto il telespettatore. E allora? Beh, è una situazione oggettivamente difficile, ma appunto per questo, ripeto, serve molto coraggio e serve soprattutto un governo che sia legittimato dai cittadini e che sappia dare delle risposte. Tutto qui, l'abbiamo ripetuto spesso in questa trasmissione e anche in precedenza. Se il governo di questo Paese non ha in qualche modo l'unione di intenti fra le forze politiche che lo compongono, se non ci sono delle visioni comuni, se si parla di molti sogni che sarebbe bello realizzare ma non c'è un po' di concretezza, io credo che veramente sia difficile dare delle risposte ai cittadini che giustamente chiamano, che poi ci cercano nelle piazze e che ci propongono anche tante volte delle ipotesi di soluzione. Per alla fine i telespettatori chiedono la pensione, un aumento un po' della pensione, la signora che vive con 617 euro. Abbiamo parlato di pensioni, ma abbiamo parlato giustamente anche di giovani.
perché giustamente è corretto stare attenti ai cittadini anziani che hanno lavorato moltissimo, che hanno contribuito a costruire questo paese, ma questo paese lo dobbiamo anche consegnare a qualcuno, e se le migliori risorse, come abbiamo detto prima, fuggono all'estero, cercano delle esperienze di lavoro e di vita fuori da questo paese, da questa nazione, difficilmente riusciremo a svoltare in maniera brusca, e abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di farlo a livello di formazione dei giovani, di inserimento nel lavoro, abbiamo bisogno di farlo anche a livello di natalità, e questa è una battaglia che non è né di destra né di sinistra. Su queste tematiche sarebbe bello finalmente che si trovassero delle soluzioni condivise. Noi saremo in opposizione, lo siamo già, ovviamente se ci fossero delle proposte di buon senso siamo disposti a fare delle analisi. Se appunto il collega Caon avrà piacere anche nei prossimi giorni di illustrarmi quella che è la sua proposta, la analizzeremo, e ovviamente tali via 20.000 posti di lavoro, non sono un milione, ma non vado sul sito, ma se ho la possibilità di avere un collega qui di fianco. Ci sia un po' di armonia, un po' di concordia. Io devo passare la parola al sindaco perché devo chiudere, e mi piace comunque una proposta del governo di sgravare e di dare gratuitamente l'asilo nido ai bambini, e del resto nascono sempre meno bambini, ti piace anche vincere facile, sarà un costo sempre minore. Senta, siccome voglio chiudere ed è venerdì, lei è il sindaco di Rovigo, ci dica cosa dobbiamo venire a vedere a Rovigo. Perché andiamo a Rovigo questo weekend? Questo weekend in particolare ci sono un po' di iniziative, però mi premeva invece segnalare il fatto che è in partenza un evento culturale molto importante, che è la mostra sul giapponismo, che verrà inaugurata fra qualche settimana, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa dei Risparmi di Padre Rovigo. Ormai Palazzo Roverelli è diventato un brand riconosciuto a livello nazionale, e questo ci consente di avere, insomma, la possibilità di ospitare nella nostra città moltissime persone che vengono da fuori. Siamo in partenza con una stagione lirica al Teatro Sociale di Rovigo, che è un teatro di tradizione, che quindi è da sempre in grado di fornire degli spettacoli di altissimo profilo. Ci sono molte cose da vedere a Rovigo, soprattutto in ambito culturale, e invito tutti a venirci a trovare. Ma mi pare che pure si ammette lei, lo vedo bello calmo. Io sì, non cerco di essere calmo per mestiere, mi viene naturale. Mi viene naturale, adesso Grazie. con gli studenti che qualche volta non hanno studiato bisogna anche essere miti e buoni, no? Sì. Giusto? Assolutamente sì. Cos'è che insegnava all'università? Io sono professore di politica economica. Politica economica, per forza bisogna essere calmi, bisogna meditare. E allora, quindi se volete andate a vedere Rovigo, magari non l'avete mai vista, è vicina, e noi ci vedono in 3 regioni, volentieri, magari una gita fuori porta. E cosa si mangia di buono, una cosa tipica? Beh, ci sono alcuni piatti tipici non proprio della città di Rovigo, però insomma Risi e Bisi è un piatto, cioè il Delta del Po che ha una tradizione molto forte nell'ambito del capitone, insomma ci sono molte specialità che possono essere apprezzate. Ecco, allora se abbiamo un radicchio DOP, abbiamo l'aglio DOP, quindi ci sono delle produzioni tipiche molto importanti. La vongola. La vongola. Adesso, e poi se volete proprio non Rovigo ma là vicino, andate in città a Rovigo e poi andate a Porto Caleri, che c'è questo parco straordinario, naturalistico, meraviglioso. Grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha guardato da casa, loro hanno promesso che se le ricordano queste cose, e noi vi aspettiamo come sempre domani. Grazie a Edgardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, grazie a Eric Umberto Pretto, deputato della Lega, grazie a Roberto Caon, deputato di Forza Italia. Noi torniamo domani, arrivederci.